Mister Mauro Zironelli si chiude con una sconfitta all'esordio casalingo. Nessuno dopo il primo tempo giocato davvero in maniera quasi perfetta l'avrebbe detto. Cosa è successo? Sì, abbiamo fatto proprio un cambiamento incredibile, nel senso abbiamo fatto un grandissimo primo tempo con delle ottime giocate, potevamo fare, fatto una gran parata su Bussi e il loro portiere, quindi ne ha fatta una anche il nostro, però insomma il vantaggio era nettamente meritato e poi nel secondo tempo abbiamo subito gol su una posizione inesistente, però abbiamo commesso ingenuità perché la palla era in testa nostra, invece di spizzarla l'abbiamo rimessa dentro. Adesso non ho visto le immagini, però lo ricordo e siamo stati ingenui lì, l'abbiamo rimessa noi e dopo 2 minuti, 3 credo, abbiamo preso un corner dove non l'abbiamo presa e gli dice da rivedere qualcosa perché non siamo stati attenti. Nel secondo tempo poi ci siamo un po' risistemati, non era facile rimettersi un attimo in sesto. Abbiamo fatto dei cambi mettendo delle punte un po' di statura e loro sono stati bravi a rimanere in 11 perché c'erano delle situazioni che nella ripartenza nostra di Camara, una nel primo tempo che l'hanno sotterrato e l'altra nel secondo tempo. Noi Menato credo che non abbia fatto niente di così grave, è stato buttato fuori, bravo e esperto il loro difensore che dopo averci battuto per tutto, dal primo all'ultimo minuto a Stecche a destra e a manca è riuscito a far buttare fuori Menato, quindi bravo lui e Pollastri noi perché non si può commettere questa ingenuità qua e l'arbitro ovviamente non ha secondo me gestito bene il discorso di cartellini perché noi abbiamo subito un sacco di ammonizioni e loro praticamente hanno ammonito su un fallo di Camara, però al di là di quello non possiamo iniziare il campionato a lamentarci. E bisogna cercare di essere un po' più svegli e cercare di capire i momenti della partita dove nel secondo tempo li abbiamo sbagliati tutti. Nel momento in cui si mettono delle punte fresche vanno servite e se non c'è la possibilità di giocare basso bisogna cercare di giocare alto e cercare di andare a rimbalzo, cose che abbiamo fatto molto bene nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo stati un po' meno lucidi, però ripeto, era peccato perché c'era una bella cornice, c'erano i ragazzini alla festa del settore giovanile, era tutto perfetto, peccato poi all'ultimo minuto non ce la facevamo più, dovevamo chiudere un po' meglio e non abbiamo saputo mettere la pezza e abbiamo preso questo gol per questa sconfitta che ci lascia veramente l'amaro in bocca. Mister, l'avevi detto, a Mestre ha lasciato grandi ricordi, alla fine il coro addirittura dei tifosi del Mestre, insomma, si sono ricordati del tuo lavoro, di quanto di buono hai fatto, quanto ti ha fatto piacere. Sì, vabbè, logico. Era un po' più scontento ovviamente della sconfitta. La Mestre è passata, ho fatto bene, però adesso bisogna rimboccarci le maniche e fare bene qui, e quindi è la mia sfida e dobbiamo sistemare delle cose e essere meno ingenui.